Tra l'altro mi sto accorgendo che ho la camera un po' storta, vabbè, saremo un po' così. Va benissimo così. Il grande tema che spesso di solito si affronta tra fotoamatori o comunque tra gente che si avvicina al mondo della fotografia e al mondo dei video è sempre quella: Andrea, qual è la macchina fotografica che mi devo prendere? E in verità sembra che il corpo macchina sia sempre l'elemento essenziale che uno ne deve tenere conto. Cioè, fatto quello, scollinato il problema, siamo tutti fotografi. E diciamo che con questo principio, teoricamente, se tutti con la penna in mano siamo scrittori, quindi lo strumento giustifica sempre la qualità, no, di uscita. Beh, sembra una cosa banale, però vi posso assicurare che purtroppo tante persone, spero non te che chiaramente stai guardando questo video, si soffermano sempre sul problema dell'attrezzatura, no? Cioè, se devo fare quel determinato tipo di lavoro non posso farlo perché non ho l'attrezzatura, quindi c'è sempre questo senso di soddisfazione sul corpo macchina. In verità ci sono 4 cose che secondo me sono molto importanti quando si creano un tipo di contenuto, che dopo sia fotografia e video in verità è abbastanza indifferente. Il tema meno importante, secondo me, è il tema del corpo macchina. Cioè, il corpo macchina è l'ultima delle cose, ad oggi, secondo me, che conviene tenere in considerazione perché le camere, bene o male, hanno tutta una qualità veramente buona. Qualche anno fa effettivamente si poteva dire che c'era qualche sensore un pochino più marcio rispetto agli altri, però vi posso assicurare che senza fare nomi di brand, però Sony, Canon, Nikon, Fujifilm, li buttiamo tutti dentro, Panasonic, tutte fanno delle camere di diverse categorie, sono quasi tutte buone. Cioè, è difficile trovare un corpo macchina che è veramente deludente. Fate conto, se tipo state seguendo ad esempio tutte le evoluzioni di Apple degli ultimi iPhone o di Samsung, sempre giusto per citare due marche così si possono fare concorrenza, hanno delle camere veramente impressionanti dal punto di vista foto e video, sono veramente molto importanti. Quindi il corpo macchina secondo me è la cosa chiaramente necessaria per produrre contenuti, ma non è così limitante. Oggi, secondo me, dal punto di vista tecnologico abbiamo scavallato il discorso produzione di buona foto. Cioè, in generale, non dico che forse con quasi tutte le corpo macchine puoi ottenere del buon materiale. Chiaramente a discorso magari foto e video, se ci sono degli usi specifici, tipo ad esempio voglio registrare in 6K, voglio registrare in 4K, voglio fare una fotografia che la devo stampare 1 metro per 1 metro, allora lì ci sono delle dinamiche magari più importanti. Però se dobbiamo caricare su un social tipo Instagram o di YouTube di contenuti, cioè veramente va praticamente bene qualsiasi cosa oggi. Quindi corpo macchina secondo me è all'ultimo posto nella produzione di contenuti, basilare, ma comunque non influisce così tanto sul tipo di lavoro, sulla qualità che riusciamo a fare. Un gradino più in alto c'è la lente. Cioè, la lente secondo me è molto più importante del corpo macchina, perché comunque la lente è quel oggetto di vetro che si che si interpone, che si mette tra corpo macchina e la realtà che stiamo fotografando, che comunque è da intendere come un oggetto che va ad interpretare la realtà, perché comunque voi dovete capire che già il sensore della macchina fa un'interpretazione delle luci, dell'ambiente, dei colori. La lente fa un'interpretazione anch'essa dal punto di vista cromatico e dal punto di vista spaziale, perché tra l'altro l'avevo citato in un video, dopo se avete voglia andate a vederlo. Ad esempio, utilizzare un grandangolo piuttosto che un teleobiettivo, piuttosto che una lente normale, influisce molto sulla tridimensionalità e sulla percezione di quello che andiamo a fotografare. Quindi la lente incide in maniera importante su quello che stiamo vedendo, quindi sicuramente necessita già di un grado di attenzione ancora più alto. Anche qua, lenti prime, lenti zoom. Diciamo che le lenti prime, quindi sono quelle che tipo hanno la lunghezza focale fissa, hanno quasi sempre una qualità superiore. Però io alla fine tipo con 3 lenti zoom faccio tutto, quindi e le uso a livello professionale. Non mi sono mai trovato in un momento in cui dicevo cavolo, guarda che non ha questo dettaglio tecnico. Alla fine secondo me anche qua il discorso avere la lente perfetta, il 50 mm 1.4 perché è l'unico che fa quell'effetto, lascia un pochino il tempo che trova. Cioè, uno deve trovare un equilibrio suo e cercare di essere più versatile. Comunque, rispetto al corpo macchina, la lente diventa già un pochino un valore più interessante. E fin qua generalmente le persone si fermano, quindi corpo macchina più lente. In verità ci sono 2 cose sopra che sono molto più importanti e incidono totalmente sulla qualità di quello che stiamo facendo. Al secondo gradino, la luce. La luce è quella cosa difficilissima da controllare, richiede molta più esperienza, richiede molto più sacrificio
e non è così banale e scontato da utilizzare e da capire. La luce è quella cosa che può fare la differenza tra un lavoro fatto male e un lavoro fatto benissimo. Cioè, chi ha la padronanza della luce, e io ho visto persone all'opera che fanno delle cose incredibili con qualche faretto, quindi anche qua, in questo caso qua, non è tanto la qualità tecnica, non è solo la qualità tecnica della luce, ma è anche come la si riesce a gestire. La luce ti può stravolgere un lavoro che magari può essere banale, anche in un semplice still life, ma con la luce giusta, col giusto pensiero, con i giusti adattatori della luce. Quindi, ad esempio, se si utilizzano dei flash, ci sono tutti i modulatori di luce che possono fare un sacco di effetti interessanti, ci sono le gelatine, ci sono i riflessi, ma è un mondo vastissimo. Quest'anno mi sto abbastanza impegnato ad imparare tanti nuovi trucchetti. Possedere capacità di gestione della luce influenza tantissimo, è molto importante. Ad esempio, in questo caso qua c'è tanta differenza tra un oggetto basico, tipo i softbox cinesi da 50 euro, e la luce da 2000 euro che emette, tra virgolette, la stessa quantità di luce, perché a livello qualitativo, a livello di maneggevolezza, a livello di modularità della luce cambia dal giorno alla notte. Quindi secondo me è più importante riuscire a comandare la luce piuttosto che avere un corpo macchina ed una lente di qualità superiore. E siamo al secondo posto, che generalmente di solito nessuno considera. Uno si compra tipo l'ultima dell'ammiraglia da 6.000 euro, però non sa utilizzare i flash. Di solito funziona così, o tipo non vuole utilizzare la luce perché gli piace la luce naturale, che per carità è una luce bellissima, però molto spesso è troppo limitante. E il tema principale, secondo me, per ottenere fotografia e video, comunque per creare dei contenuti di qualità alta, c'è solo una cosa che bisogna fare: bisogna studiare. Creare contenuti non significa prendere l'attrezzatura e fare delle cose un pochino di pancia, o fare appunto tipo oggi ho voglia di fare questa cosa qui. Creare dei contenuti significa avere la percezione e saper benissimo in che mondo ci stiamo muovendo e saper trasformare, o comunque saper reinterpretare una cosa banale magari in una cosa interessante. Ad esempio, stiamo facendo uno still life di un bullone. La differenza e la qualità di fotografi si potrebbe misurare nella qualità di rendere un bullone interessante, perché magari l'oggetto è molto semplice, però solo tramite l'ingegno, tramite un certo tipo di cultura, magari si potrebbe passare ad un livello successivo, a livello creativo, a livello di comunicazione. Quindi come si fa a fare cultura? Banalmente tipo si leggono le biografie, si leggono i racconti, si vedono dei video tutorial. Tipo ad esempio io trovo molto più interessante leggere romanzi che comunque mi fanno immaginare nella testa tutta una serie di cose, piuttosto che vedere dei video tutorial sulla color correction, perché comunque trovo molto più interessante tutto il mondo creativo un pochino più ampio che la specifica tecnica. Però dopo ogni persona ha la sua visione. Comunque cultura, sapere esattamente quello che si sta facendo e cercare di migliorarsi sempre, secondo me è l'arma fondamentale. Quindi prima di tutto, prima di comprarsi una camera, prima di comprarsi una lente, prima di comprarsi delle bellissime luci, secondo me vale la pena affrontare questo mondo qua dal punto di vista proprio della didattica, cioè imparare dai grandi maestri, piuttosto di spendere 3.000 euro di lenti, spendine 500, ma tutto quello che avanza comprati dei libri dei grandi maestri, vai a vederti dei film di grandi autori, cerca dei corsi di formazione su professionisti del settore che sanno spiegarti bene le cose. Secondo me questo fa una differenza esagerata. Io personalmente l'ho imparato col tempo, pensavo anch'io che tipo avere l'ultimo di corbi macchina fosse la cosa più importante. Vi posso assicurare che più sto andando avanti, meno mi interessa l'attrezzatura, più mi interessa ad ampio spettro quello che sto facendo, quindi a 360 gradi, tutto il lato che c'è di spessore, diciamo, culturale, di pensiero che c'è dietro. Spero che questo contenuto sia stato utile, che sia un ottimo spunto di riflessione. Magari non è la verità, magari è semplicemente la mia percezione delle cose, però appunto spero che sia un utile punto di partenza per sviluppare le tue capacità. A presto!